Io credo che con la Seconda Repubblica un errore grande che sia stato fatto sia stato dimenticare tutto quello che di buono è stato fatto durante la Prima Repubblica. Bernini è una pagina significativa di questo buono, parliamo di una figura emblematica che ha avuto la capacità di programmare, di fare strategie e di innovare la guida della Regione del Veneto. Devo dire che stiamo parlando di una figura che emergeva da una politica con la P maiuscola, che sapeva fare sia programmazione in termini di selezione della classe dirigente, sia proporre una grande capacità di dialogare su quelli che erano i grandi temi che caratterizzavano la regione. Forse non si spinse a sufficiente sul tema del regionalismo. Io credo che se il Veneto avesse avuto la possibilità di investire maggiori risorse ci sarebbero state anche più possibilità di sviluppo per una regione che in quegli anni era sicuramente la locomotiva del nord-est. Però credo insomma, che da quel punto di vista i limiti anche normativi e costituzionali a questo disegno fossero palesi. L'eredità vera di Bernini, a mio parere, è la programmazione della Regione Veneto, su cui gran parte si svolge ancora la legislazione di questo ente, cioè la programmazione in campo sanitario, in campo infrastrutturale, in campo economico è ancora quella degli anni '80, degli anni di presidenza Bernini. Una personalità di indubbio spessore, di grande capacità di visione, di grande capacità realizzativa, poi che ha fatto anche degli errori come tutti i grandi leader politici. Il più grande errore di Bernini è stato quello forse di circondarsi di persone modeste, ma da un certo punto di vista era anche difficile essere alla sua altezza. Per lui e quindi per noi, mia mamma per prima, la politica è stata una specie di vocazione che ha influenzato inevitabilmente la vita. Noi l'abbiamo visto poco, l'abbiamo visto sempre in fretta, l'abbiamo visto compatibilmente con gli orari con cui si doveva muovere e quindi da un certo punto di vista la famiglia ha avuto un forte contraccolpo legato a questa vita molto intensa e molto impegnata a livello alto. E ciò non di meno nei punti importanti è sempre stato presente. Il fatto che avesse una forte compattezza di valori e di visione con mia madre ha fatto sì, grazie appunto all'aiuto che la mamma poteva dare da questo punto di vista, che la sua minor presenza si sentisse meno, anche se noi non abbiamo ricordi di vacanze fatte insieme o di altre cose che normalmente capita di fare con i genitori, però abbiamo ricordo magari di aver avuto idee, spunti, mostre, esperienze di alto livello, possibilità di formazione che altri magari non hanno avuto proprio perché questa presenza fortemente diciamo, incentrata su questa missione politica inevitabilmente faceva irraggiare intorno a sé anche questo. Per il resto era una persona semplice, aveva una grande intelligenza sicuramente, puntava molto in alto, però al tempo stesso sapeva essere concreto, aveva idee, cose che noi stessi qualche volta dicevamo papà, ma lascia perdere questa cosa qui, ma parlo di idee magari piccolissime. Il giorno che è venuto a casa da Parigi mi dice sono stato a Notre Dame, lì il domenica pomeriggio fanno concerti d'organo. Che senso ha avere i nostri organi, non aver mai qualcuno che li suona, qualcuno che li sente? Bisogna che diciamo al parroco che proviamo a fare qualcosa. Dico per dire una cosa che mi viene in mente adesso e che è stata fatta e che ha continuato per tuttora. Aveva un carattere forte per molti aspetti, per cui con dei limiti che chi ci sta intorno inevitabilmente subisce, ma in questa cornice non mi sento di dire di diverso dal fatto che era sicuramente una grande personalità.